Buongiorno cari amici, io mi chiamo Hildegarda e vi do il benvenuto in questo canale in mia compagnia. Oggi vi spiego un rituale da compiere nel caso in cui si abbiano delle necessità piuttosto impellenti o delle problematiche da risolvere e che dunque questo rituale darà un contributo, una mano nel breve tempo, nel breve termine. Allora, è un rituale semplice, certo occorrono alcuni ingredienti, ma sono facilmente reperibili e probabilmente qualcuno di voi li ha già tutti in casa. Questo tipo di rituale non è da considerarsi di alta magia operativa, dunque non si fanno evocazioni o chiamate alle sfere planetarie, non ci sono cose per le quali è necessario aver fatto una particolare preparazione o un particolare percorso iniziatico. Si tratta di un altro tipo di branca, diciamo così, dell'occulto ed è la magia simpatica. Dunque sfrutteremo la vibrazione di alcuni ingredienti, il loro significato noto e occulto e il loro valore proprio vibratorio per poter dunque dare una spinta a quella che è la nostra necessità. Vediamo insieme dunque di cosa si tratta e come metterlo in atto. Tanto per cominciare avremo bisogno di miele e zucchero, non importa che tipo di miele, non fa alcuna differenza. Vi occorrerà poi probabilmente il cucchiaino per recuperare questi ingredienti, un coltello, chiodi di garofano, cannella, rosmarino, un'arancia, che è la grande protagonista di questo rituale, pennarello rosso e un tovagliolo, dunque la carta di un tovagliolo. Non useremo un foglio di carta normale per scrivere la nostra richiesta, quanto piuttosto questo che ha un valore più legato appunto alle impellenze del quotidiano, dunque qualcosa più di domestico, di casa. Allora, veniamo subito a come si procede. Vi ricordo che per svolgere in modo corretto questo rituale non è necessario seguire l'unazione, non c'è un giorno migliore di un altro, non occorre fare cose strane, l'importante è che quando vi mettete all'opera vi concentriate su quello che è l'argomento che volete risolvere o la problematica che volete, come dire, finalmente superare. Vi ricordo che dunque è importante non solo tenere a mente la situazione, ma certo che se la tenessimo a mente nella condizione in cui è al momento, sarebbe un rafforzativo di quella situazione. Dunque, tutta l'operazione è volta alla soluzione. Cosa significa? Che mentre opererete dovrete proprio concentrarvi sulla visione della cosa già superata, per esempio per situazioni economiche, lavorative, magari vedetevi già firmare un contratto, vedetevi fare una stretta di mano, incassare un assegno, cercate di concentrarvi sulla situazione già risolta, immaginate, create appunto questa immagine. È importante perché mentre maneggiamo tutti questi alimenti, queste spezie, ricordarci che hanno un potere al di là di quello che comprendiamo nell'uso quotidiano. Dunque stiamo andando a saturare, a caricare questi ingredienti di quello che noi vogliamo attirare, ok? Anche perché la maggior parte di questi serve proprio ad attirare. Pensate al miele che è colloso, appiccica, pensate allo zucchero che addolcisce, che dunque porta qualcosa di piacevole. La cannella e i chiodi di garofano hanno una proprietà molto forte per attirare situazioni propizie, collegate anche all'aspetto e alla sfera economica, ma comunque al conseguimento dei nostri risultati. E l'arancia, pensate anche solo all'essenza dei fiori d'arancia, quando
e si sbocciano certe cose in positivo. Dunque sono tutti simboli molto importanti, tra l'altro che ci vengono in soccorso. Dunque, primo passo, ora metto giù qui così che vediate le operazioni da compiere. Il primo passo è tagliare la parte, un'estremità e l'altra, così da formare, vedete, un disco di arancia piuttosto corposo, carnoso. Ora mettiamo via queste altre due parti perché non ci servono. Noi procediamo con questo. Bene, a questo punto scriviamo su un pezzo, ne servirà un pezzo, non tanto grande, qualcosa che tra l'altro, ecco, vediamo di rimuovere queste parti che si sono tagliate male, ma comunque non è necessario che siate pignoli in maniera eccessiva e non dobbiamo usare forbici, non dobbiamo tagliare ma rompere con le mani. Con un pennarello rosso andiamo a scrivere risolvere. Ovviamente se dovete risolvere un problema economico scriviamo risolvere il problema economico, se dobbiamo risolvere un problema sentimentale scriveremo risoluzione problema sentimentale, dunque risoluzione. Ecco, problema non è facilissimo scrivere su questo tovagliolo, ma non è impossibile. Dunque, problema, diciamo così, io la metto giù economica. Ma ricordatevi che è un rituale che può essere usato per qualsiasi circostanza, dunque è un rituale considerato generale, generico, vedete? Ho scritto, il pennarello mi sta scaricando, ma non importa. Dunque, cosa fate? Posizionate il foglietto e ci piazzate sopra l'arancia. Il foglietto deve sporgere un pochino, dunque è importante perché quando andiamo a sistemare gli ingredienti un pochino deve essere interessato, è comunque interessato dalle vibrazioni dell'arancia. Allora prendiamo un po' di miele e lo poniamo al centro dell'arancia. A questo punto è il turno dello zucchero. Lo zucchero deve essere messo sull'arancia e sul foglietto. Ecco qua, un cucchiaino sarà più che sufficiente. Poi quando lavorerete sentirete il profumo di queste cose, è molto importante anche perché stimolano i nostri sensi, stimolano le nostre reazioni anche psichiche, proprio coinvolgono alcune capacità sensoriali, alcune anche buonissimo l'odore del rosmarino, dunque vi apre così a livelli più sottili. Dunque concentriamoci però in ogni frangente sull'immagine della situazione già risolta. Procediamo poi ancora con chiodi di garofano, non importa quanti, mettetene un bel po', così da, ecco, li inserite. È importante che vi appassioniate a quello che state facendo, che ci mettiate il vostro sentimento, che siate positivi in qualsiasi circostanza. Vi ho detto che questi alimenti si impregnano di quello che state facendo, di quello che state sentendo, dunque immaginate proprio la situazione che si risolve
in vostro favore, che vi procura piacere, benessere, che vi fa sentire a posto, sollevati. Dunque ricordatevi di mettere proprio il vostro intento caricato da energie, da pensieri sempre di natura positiva. Restate sempre concentrati su quello che è positivo. Ne mettete un bel po', ecco, non c'è una regola, ok? Concludiamo con la cannella, anche qui un pochino. Ecco qua. Dunque, questo è quanto, va bene? Abbiamo fatto la nostra preparazione. Questo lavoro dovrà riposare 5 giorni. Mi raccomando, né meno né più. 5 giorni a partire da adesso. Dunque, ora è il momento zero, fra 24 ore è passato il primo giorno e così via fino al quinto giorno, trascorso il quale andrete a prendere, cioè a posizionare questo, il vostro lavoro, lo andrete a mettere in una strada isolata, possibilmente vicino alla natura, dunque deve essere un posto dove non c'è un grande traffico. Andrete a lasciare nella natura questo lavoro, tra l'altro non farete niente di male perché sono tutti ingredienti comunque assolutamente tollerati dalla natura, anzi magari gli fate anche del bene. Dunque ricordatevi tutti i passaggi, ricordatevi di restare focalizzati sulle cose già risolte, quale che sia la problematica per cui dovete intervenire. Dunque non c'è giorno, non c'è lunazione, qualsiasi giorno, qualsiasi lunazione va bene. È chiaro che le lune crescenti sono più favorevoli in certe cose, alcune situazioni sono meglio aiutate da alcuni giorni piuttosto che altri, ma quando non sapete cosa fare non vi fate un problema. Comunque non ha, ripeto, non segue necessariamente lunazione o giorni specifici. Nel dubbio lavorate di mercoledì, questo si usa nell'alta magia cerimoniale. Bene, detto questo, se avete dei dubbi, delle domande, scrivetemi nei commenti. Se mi contattate in privato tenete a mente che rispondo solo per consulti a pagamento. Bene, detto questo io vi auguro un buon lavoro, vi ricordo che tutto quello che cerchiamo di fare è sempre per il massimo bene. Potete fare questo rituale anche per altre persone, dunque non è una cosa strettamente personale, anche per aiutare chi dovesse avere bisogno del vostro aiuto. Bene, io spero di avervi dato uno strumento che troverete utile. Vi ringrazio per avermi seguito e vi ricordo che appunto sono disponibile per consulti privati a pagamento e anche per operazioni ritualistiche sempre a pagamento. Grazie e buon proseguimento. A presto.